coinvolgerei Mina Fortunati, che appunto è della segreteria regionale dello Spicci delle Marche, perché uno degli elementi che ci siamo detti, a parte quanto sottolineato da Antonio adesso, è l'idea di poi lavorare in rete, no? E quindi in questo caso ci spostiamo nell'Anconetano. Ci racconti, diciamo, il lavoro che abbiamo fatto come SPCGL, che abbiamo seguito con i comuni dell'area. Allora, sì, come SPCGL, io mi sono interessato in particolare abbastanza recentemente, tutto sommato, delle aree interne. Quando sono stata coinvolta anche in questa attività, come mi interessavo a livello provinciale dello SPCGL, e ho seguito questa situazione nella zona dell'Anconetano. In realtà anche qui dovrei fare subito una riflessione su come e quali sono stati i criteri che hanno creato queste aree interne, perché l'Anconetano in realtà è il Basso Pesarese Anconetano. Basso Pesarese Anconetano comprende 10 comuni, di cui solo 2 sono nell'Anconetano, e sono realtà anche un po' diverse da quelle che sono in realtà il territorio del pesarese che rimane anche più distante, diciamo. Questi sono stati organizzati con un ente capofila che è nell'Unione Montana di Cagli, del comune di Cagli. E si è verificato questo, che molti comuni, sono 10, ma devo dire anche che c'è un caso particolare, quello di Pergola, che quando l'attuale assessore regionale faceva il sindaco a Pergola, non ha voluto far parte di questa cosa, per cui i comuni erano 9, non erano 10. Poi l'assessore, cioè il sindaco è diventato assessore alla regione, adesso a conduzione di destra. Allora il fratello che ha preso il posto dell'altro a quel punto fa comodo rientrare nell'area SNAI della Basso Pesarese Anconetana. Questo per dire come si gestisce, ma io sono molto polemica perché sono anche arrabbiata, si può capire da come parlo. A questo punto, per esempio, Pergola, noi non siamo riusciti a prendere contatti con Pergola, però sul programma adesso abbiamo visto che ci sono finanziamenti per le scuole di Pergola, quindi hanno fatto le sue scuole e via dicendo. Adesso la cosa è iniziata perché siamo stati coinvolti soprattutto dal sindaco di Sassoferrato, che ci ha coinvolto, e quindi in questo territorio dei comuni anconetani è ancora sensibile l'unione anche sindacale, quindi collaboravamo e partecipavamo a queste riunioni con tutti e tre, CGIL, CISLE e UIL, e c'era un interesse comune nel partecipare a quello che doveva essere la costituzione della strategia per questi territori, no? Che l'hanno chiamati asili d'Appennino, quindi perché ogni zona doveva essere un asilo, cioè doveva ricevere e accogliere soprattutto gli andanti, da dove c'è la storia del viaggio, del viandante, perché è un territorio molto anche con finalità religiose, e quindi diciamo questo concetto di chi cammina e chi va per raggiungere mete anche religiose, diciamo, è molto comune. Praticamente, quindi a parte questa divisione, però l'unione con l'ente capofila non c'è stato perché ci hanno chiamato loro, ma perché la sottoscritta con
la forza degli altri anche sindacati gli abbiamo rotto le scatole detto proprio papale, come si dice. Siamo stati a chiedere ripetutamente questi incontri e quindi ci siamo fatti sentire per quelle che potevano essere le nostre rimostranze e le nostre osservazioni, perché nella discussione veniva fuori che il ruolo del sindacato che conosce e che si confronta quotidianamente con quelle che sono le realtà territoriali, quindi sia produttive che sociosanitarie e tutto, dovevano essere voci ascoltate. Quindi ci siamo un pochettino imposti in questa realtà. E devo dire che ci sono stati alla fine ci sono stati un po' di risultati, ci sono stati a livello parlo più di rapporto e riconoscimento del sindacato come ruolo importante per la gestione di queste realtà. Allora, questa Asili d'Appennino, le dimore della creatività nelle Alte Marche, non è che si distacca da tutto quello perché poi io ho avuto un incarico anche a livello regionale, quindi mi sono resa un po' conto di quelle che sono le situazioni a livello regionale. È riuscita diciamo, l'area che è stata scelta come sperimentale, no? La prima, insomma, come area bassa Pesarese Ancoletano, è riuscita a utilizzare tutti i fondi che erano stati previsti sui 9.500 milioni di euro previsti per le aree interne, insomma per queste aree interne, e sono stati utilizzati sia nel sistema nell'ospitalità, quindi tante strutture dei piccoli paesi che si sono, Cantiano, non si conoscono qui però, che si sono organizzate con piccole strutture che potevano ospitare viaggiatori, diciamo. Poi sempre con la valorizzazione turistica del territorio e su questo è stata realizzata e valorizzata, e qui abbiamo anche partecipato con non mi viene mai il nome, con la ciclovia, la ciclovia turistica, della ciclovia turistica. Abbiamo anche partecipato all'organizzazione di questo tra Sassoferrato e Cagli, per esempio, che abbiamo realizzato una giornata particolare. Adesso si stanno ultimando quelle che sono le necessità di miglioramento del percorso. Ecco, poi si è lavorato anche sul discorso, per esempio, dell'istruzione, ma devo dire, per esempio, che per l'istruzione non siamo riusciti ad avere contatti con le scuole, però le scuole hanno, sentendoci anche con i sindaci, hanno realizzato diciamo, miglioramenti, quindi acquisti per realizzare, per esempio, il liceo scientifico di Sassoferrato è riuscito a realizzare un laboratorio scientifico molto all'avanguardia, con strutture rinnovate, tanto che gli studenti di Fabriano, qualcuno se ne va a Sassoferrato perché sono più, diciamo, quindi miglioramenti comunque ci sono stati su questo, effettivamente sul territorio l'ha portato. Però quello che io notavo è che su questa realtà la popolazione di parli di aree interne e di fondi delle aree interne, anche nelle stesse città come Arcelia, come Sassoferrato, che sono la gente non li conosce. Quindi sono realtà che voglio dire, le amministrazioni sono intervenute sì su quelli che sono diciamo, i vantaggi del proprio comune, pensando di ristrutturare il teatro, ecco, ma non con la partecipazione della cittadinanza, e questo noi l'abbiamo fatto notare, lo abbiamo spinto a poter andare avanti. Adesso ci sono anche altre aree, no, che fanno parte della nuova struttura, e vediamo, non lo so, avrei tanto da dire. Grazie Mina, comunque preziosissimo come intervento. Franco Spini.
Cincola, della segreteria regionale dello SPIC GL della Calabria. Abbiamo realizzato un video con Franco